6 miliardi e 400 milioni di euro è stato il valore dell'agricoltura veneta nel 2021, un più 4,1% sul 2020 che neppure il Covid ha fermato. Posso dire che il Veneto ha sconfitto il Covid da questo punto di vista, cioè con la capacità di crescere, questo grazie anche ai nostri operatori, ai nostri agricoltori che ovviamente sono stati sostenuti anche su questa crescita dai bandi regionali, dall'aiuto che la Regione Veneto tramite il PS regionale dà, però grande merito ovviamente va a loro. L'anno scorso la Regione ha erogato 963 milioni al sistema agricolo veneto. I diversi settori hanno avuto andamenti differenti, ma dice il rapporto regionale con evidenti segni di ripresa. Continua la corsa del vitivinicolo, tiene il latte anche se pagato sempre troppo poco. Stabile il settore della carne. Male la frutta penalizzata dalle gelate tardive e dalla cimice asiatica. Positivo il comparto della pesca. Molto bene per i cereali autunno-vernini, annata sfavorevole per quelli a semina primaverile. Più colza e meno girasole tra le colture industriali, in flessione la barbabietola, in crescita il tabacco. Si sono seminati meno radicchio e lattuga, in crescita invece le superfici ad aglio e cocomero. Continua la corsa inarrestabile del comparto vitivinicolo, con l'aumento della superficie vitata in gran parte DOC, DOC-G e IGT, sinonimi di alta qualità. Un 2021 buono per la pesca, con un più 8,9% di vendita di pesce locale e un fatturato salito del 10% sul 2020, pari a oltre 42 milioni di euro. In un momento di ripresa per l'agricoltura veneta incombono ora gli aumenti dei costi energetici. Quello che vogliamo fare insieme all'associazione, insieme alla Regione, su input della Regione, è quello di cominciare a capire come l'agricoltura possa diventare un pochettino più autonoma da un punto di vista, ad esempio, energetico. Stiamo parlando dell'utilizzo del biogas, stiamo parlando del metano. Questo ci potrebbe dire che l'agricoltura potrebbe anche prodursi la sua energia